la nostra attività di indagine da un block nodes sequestrato in occasione della perquisizione si è dipanata un'attività investigativa molto importante che ci ha consentito attraverso la decryptazione dei fogli manoscritti di intuire che fra le altre estorsioni ce n'è questa nuova del recupero crediti. In buona sostanza il creditore faceva intervenire esponenti delle organizzazioni mazzei per avere indietro i soldi che legittimamente si rispettavano, piuttosto che adire le vie legali, insomma, per seguire le vie. C'è l'accordo con altri clan? L'accordo con altri clan no, in campo alle estorsioni no, abbiamo rilevato delle joint venture con altre organizzazioni per quanto riguarda gli stupefacenti e in particolare con soggetti che riteniamo orbitanti nell'ambito della cosca Cappello Bonaccorsi. I mafiosi non si facevano scrupolo di ricorrere a pesanti messaggi? No, le intercettazioni ci hanno consentito di individuare e per fortuna ci hanno consentito di saperlo in anticipo, siamo intervenuti e abbiamo indicato un caso, un pestaggio che era stato preordinato da un soggetto esponente dell'organizzazione di mineri che chiamando un solare chiedeva di manifestare, di picchiare a sangue un imprenditore che evidentemente non si era assoggettato.